Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario e nel live The Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi è domenica, ieri abbiamo fatto una bellissima live splash sul canale del Marietto Veneziano con le Sibille, ci sono state parecchie domande, il Marietto si è divertito e spero che anche chi ha posto le domande era contento. Oggi vorrei parlare di tante cose, prima di tutto vorrei ringraziare De Garda, che è una sostenitrice in pieno del Marietto, ma anche Paola Chirilli, che ho visto che in questo periodo con il canale ha avuto qualche quisquiglio, ma di poco conto, perché noi sappiamo benissimo che la nostra Paoletta Chirilli è una grandissima divulgatrice a modo suo, con i suoi mezzi, e ha sempre speso tempo ed energie per poter divulgare l'esoterismo, chiaramente con ognuno le proprie possibilità, no? Quindi ringraziamo Paola Chirilli, che è sempre sulla breccia, speriamo che riapra il suo canale, che momentaneamente è stato in un certo senso disattivato, ma sono sicuro che la Paola ha le spalle larghe, ha molti sostenitori e quindi di conseguenza ritornerà in sella molto presto. Ciao Simonetta, grazie di esserti unita nel diario del Veneziano. Vi ricordo che questa live sarà ripresa anche sul Tubo, dove ho più o meno 1340 iscritti, ho più di 130.000 visualizzazioni da quando è stato aperto, quasi un anno fa, e più di 8.000 ore di visualizzazioni. Nel mio diario abbiamo quasi 3.200 amicizie e una fetta segue in modo serio il vostro Marietto Veneziano. Bene, oggi parleremo di alcune vicende che sono successe al vostro Marietto Veneziano. Alcune sono dei déjà vu, nel senso che le ho già raccontate, alcune sono storie nuove. Vi ricordo che questa pillola verrà vista più o meno da 150-200 persone entro questa sera, sia nel tubo, chiaramente una trentina, quarantina sul tubo, e un 100-150 come minimo nel diario del vostro Marietto Veneziano e nei vari, come si dice, gruppi dove il vostro Marietto Veneziano può postare questi video, no? Quindi molte persone so che magari è la prima volta che vedono il vostro Marietto, e vi ricordo sempre che questi sono racconti di fantasia, non c'è nulla di vero di quello che racconto. Ma iniziamo. Quando ero piccolino, no? Quando andavo a trovare quello che poi avrei capito che sarebbe stato mio padre, che un giorno mi dice che sarei stato tirato sotto da una moto, no? Avevo 7 anni e lui mi dice: guarda, fra un po' ti tirerà sotto una moto. Passa qualche settimana, arrivano 3 spazzacamini, che in realtà erano 3 cabalisti. Io la faccio corta, racconto, e mi dice la stessa identica cosa: guarda, tu sarai tirato sotto da una moto. Io avevo 7 anni e mezzo, più che altro pensavo che il tirare sotto fosse che qualcuno mi avrebbe regalato una moto. Cosa succede? La moto arriva, era una moto Guzzi 850 California, mi butta per terra, io praticamente esco dal corpo, vado da un'altra parte della dimensione, guardo cosa c'è, parlo con quelli che sono da quell'altra parte della dimensione. La prima cosa che sono arrivato su è che cercavo Gesù ma non l'ho trovato, e la seconda cosa è che mi chiamavano tutti con Marietto. Io cercavo chi era questo Marietto, alla fine ho scoperto che ero io, perché mi avevano cambiato il nome 3 anni, no? Ciao Vera, grazie di esserti unita in diario Marietto Veneziano. Quindi dopo questo, io adesso faccio breve la storia, torno giù, racconto cosa avevo visto, perché ero stato via 1 ora e mezza, no? Racconto al dottore, che ormai aveva già chiamato il carro funebre, racconto poi a destra e a sinistra cosa mi avevano detto gli anziani del mio paese, no? E via, la vita va avanti, no? Però da quel giorno avevo capito che la religione di Stato era una gabbia, e quindi io stavo sempre lontano da questa struttura, sebbene la mia mamma mi diceva ogni domenica di correre a messa, di farmi vedere dal prete, perché lui poteva spingermi in futuro a trovare un lavoro, no? Il vostro Marietto, capite che era già stato dall'altra parte del velo e faceva finta di andare a messa, ma stava fuori dalla messa, andava in piazza.
E qui inizia il racconto. Visto che era un periodo un po' bellico e come vi ho spiegato c'era un po' di frizione, a un certo punto incontro uno che si chiama Pietro, non mia fantasia. Adesso Pietro non c'è più, è andato a miglior vita, diciamo così. Però in quel tempo lì era una persona, sto parlando quando avevo 12 anni, quindi più di 48 anni fa. Quindi io ero in piazza, no? Che aspettavo che finisse la messa per poi tornare a casa a fare il figurone che ero stato in chiesa. Il Pietro mi incontra, mi offre un gelato col bastoncino a liquirizia e mentre sto lì a mangiarlo mi riempie di botte, esco dal corpo e vado su di 30 metri e c'era praticamente la fotocopia del paese dove vivevo, solo che era tutto luminoso, bianco, c'era una nebbiolina per terra, il pavimento era una nebbiolina. Io camminavo, quando sono arrivato su, i primi 30 secondi avevo un terrore per le botte che avevo preso da questo signore Pietro, che tra l'altro uno dei suoi figli era anche un mio amichetto, no? Però loro, lavorando nella casa dei sogni, no? Avevano preso ordine che bisognava fermare il Marietto e quindi praticamente io mi trovo in questo paese che è la fotocopia celestiale del paese dove abitavo. E chi ti incontro? Mi incontro il papà del cappellano Charlie e il papà del Pietro, che mi attendono, vengono lì, sono molto gentili, mi cominciano a parlare. Io ero un pochettino, insomma, avevo appena preso un sacco di legnate che mi avevano praticamente ucciso, no? Mi trovo in questa situazione e ci mettiamo a parlare. Io stavo bene in quel posto lì perché avevo un po' paura dei vertigini, perché guardavo giù e dicevo, ma non è che qui si cade sotto, perché insomma sono 30-40 metri, no? Avevo 12 anni, sapevo contare. Ciao Sabrina, ciao stamattina, grazie di esserti unita. Guardate della favola cosa succede? Succede che la prima cosa che avevo notato di queste persone erano come erano vestite. E la cosa che mi aveva, in un certo senso, non scioccato, ma ha fatto riflettere che io queste persone, sebbene loro mi conoscevano già, anche perché 7 anni li avevo incontrati, 7 anni e mezzo quando ero stato tirato sotto la moto, però non è che mi ricordavo tanto, no? Ma la prima cosa che mi aveva un po' era come erano vestiti e soprattutto il padre del cappellano Charlie, perché aveva la tuta di lavoro blu, no? Come quando faceva il camionista, ma la cosa proprio che non riuscivo ad andare giù al vostro Marietto erano le scarpe, perché aveva sugli scarponi da lavoro ed erano scarponi veramente di quelli, sapete, che lavorano, capite? Cioè quest'uomo anche dall'altra parte del velo, che io non avevo capito che eravamo dall'altra parte del velo, teneva sempre lo stesso abbigliamento da lavoro, no? E quindi ci siamo messi a camminare, io ho chiesto dove abitavano, loro mi hanno detto noi abitiamo qui, però tu non ci vedi. Poi mi hanno portato camminando in questo paese al cimitero, mi hanno detto noi abitiamo lì, mi ha raccontato ad esempio il Pietro da piccolino che aveva vergogna di andare a scuola perché essendo più basso lo prendevano in giro, insomma mi hanno raccontato un po' di cose del paese quando loro erano vivi. A che il vostro Marietto, insomma, gli piaceva stare lì, non voleva più andarsene via perché c'era una pace, una tranquillità, insomma si stava bene, no? Però non c'era in giro nessuno, c'erano solo il papà del cappellano Charlie e il papà del Pietro, no? Alla fine, prima di andare, prima di congedarmi, mi ha detto guarda, il più forte del paese è il tuo papà. Io pensavo al mio papà adottivo, in realtà loro stavano intendendo proprio mio padre, quello che mi aveva creato. Però io sono tornato giù e quando ormai c'era già lì anche il... Oh, è un racconto di fantasia, eh? Ciao Hildegarda, grazie di esserti unito. Allora, cosa è successo? Quando c'era lì il carro funebre praticamente, quando mi stavano mettendo dentro, no? Praticamente io ritorno in pista, no? Il Pietro, che era lì tutto contento di avermi segato via, prende quasi un colpetto, no? Nel senso dice, ma caspita, tu non crepi mai. Morale della favola, mi rimetto in sesto e racconto dove ero stato. Chiaramente il Pietro era pappa e ciccia col cappellano Charlie,
Però dovete capire che il cappellano Charlie, se il suo padre era un operaio, aveva costruito tante case, era un camionista, lui aveva fatto strada, si era arricchito, e quindi quando gli ho raccontato la storia degli scarponi, lui ci è rimasto di ghiaccio, no? Perché sapete, quelli che crescono e poi si dimenticano da dove sono venuti, per lui era stato, ciao Maria Gesualdo, grazie di, ciao Star Martino. Quindi capite, per lui quando gli raccontavo a 12 anni, insomma, ero un lazzarone, no? Io continuavo a tornare indietro, infatti mi hanno soprannominato il lazzarone, non perché non avevo voglia di lavorare, perché continuavo a tornare indietro ogni volta che mi spedivano dall'altra parte, no? Ora, dalla favola cosa è successo? Il cappellano Charlie c'era rimasto male perché gli avevo detto, non un segreto che teneva nascosto, ma insomma gli avevo fatto capire che le sue origini, no? Oltre che suo papà mi aveva detto di proteggere il suo bambino, cioè il cappellano Charlie, che in quel momento lì io avevo 12 anni, pesavo massimo 33 kg e lui ne aveva quasi 30 molto probabilmente, ed era tutto muscoli e pesavano almeno 95 kg. Capite che le proporzioni erano a vantaggio del cappellano Charlie. Poi lui era pieno di soldi che non sapeva più dove metterli, chiaramente, e io ero un bambino che non aveva neanche le 100 lire per potersi comprare il ghiacciolo. Quando il padre, dall'altra parte dell'altro paese, fotocopia, mi ha detto di proteggere il suo bambino, io ho pensato subito, da grande farò il carabiniere, perché sennò come faccio a proteggere questo qui? Quando sono tornato indietro io gli ho spiegato che suo padre mi aveva detto di proteggerlo, che avrei dovuto proteggerlo nella vita, e gli ho spiegato che la cosa che mi aveva un po', tra virgolette, non scioccato, ma lasciato lì allibito, erano questi scarponi. Perché il cappellano Charlie la domenica dopo si presenta con delle scarpe e diceva, mio padre aveva queste scarpe qua, perché era andato in solaio a cercarle, le scarpe belle del padre. E allora io, per farlo contento, gli ho detto sì, è vero, aveva su queste scarpe, gli scarponi, era una favola, no? Allora lui, tutto contento, se n'è andato via pensando che era tutta una bufala, quella che io avevo detto, che avevo incontrato suo papà dall'altra parte, no? Boh, la storia poi va lunga, succedono altre cose, ma io adesso è solo per spiegarvi che alcune volte quando il karma è da andare da una strada non c'è cappellano Charlie o Pietro che possono fermare il karma. Ma sempre in questo tema vi voglio raccontare un'altra cosa. Qualche anno prima al vostro Marietto avevano spiegato, dopo la moto chiaramente, perché spiegato gli avevano fatto vedere il futuro. Allora il Marietto non voleva lasciare i suoi genitori adottivi e aveva visto il futuro come sarebbe stato, no? Chiaramente sarebbe stato un bel futuro, ma in quel momento lì il vostro Marietto veneziano aveva degli altri parametri. Allora, visto che ero già stato dall'altra parte e sapevo che quando si va dall'altra parte è un attimo, è come una puntura di spillo e si passa su dal tunnel, allora sono andato su un muretto e mi sono buttato giù perché ho detto io nel futuro non ci voglio andare. Quando sono arrivato giù sono uscito dal corpo e per la miseria è arrivato uno che era vestito in modo elegante, io pensavo che era un angelo, no? Ho una forza, e gli ho detto dai, adesso ritorniamo sul paradiso perché io qui non ci voglio stare con questi matti. Lui mi guarda e mi dice no, mi dispiace, tu devi tornare indietro a lavorare. Allora, quando si è piccolini è facilissimo passare dall'altra parte perché si è deboli, il corpo non resiste, quindi il primo colpo che uno piglia passa di là. E quindi sono tornato indietro. Passa qualche mese e questi tornano alla carica a dirmi che io devo andare, mi fanno vedere di nuovo il futuro e io devo andare di nuovo nel futuro a fare queste cose, cioè il mio futuro sarebbe così. Allora il vostro Marietto non voleva mollare i propri genitori adottivi, cosa fa? Va di nuovo su quel muretto, giù volo ad angelo, infatti a piccolino la mia specialità era volo angelo, no? Picchi una bosta tremenda, questa volta ero cresciuto anche un po' fisicamente, avevo qualche etto di muscolo in più e praticamente cosa succede? Esco di nuovo dal corpo e arriva questa entità, questo signore vestito di grigio e mi dice guarda io sono stato un tuo discepolo, tu mi hai ordinato di farti ritornare indietro scusate, qualsiasi cosa che succeda
Adesso tu torni indietro, e pom, sono tornato indietro, no? Torna la terza volta, dopo qualche tempo, ero cresciuto ancora un po' di più, rivedo la stessa scena, prendo sempre lo stesso muretto, questa volta però ero cresciuto, avevo molto probabilmente 1 anno o 2 in più, e il corpo faceva fatica a mollarmi, cioè praticamente io ho sofferto tantissimo a staccarmi il corpo eterico astrale dal corpo fisico. Quindi ho sofferto tantissimo, sono stato lì in agonia per tantissimo tempo. Quando mi sono staccato, stessa storia, è arrivato sto tizio e mi ha detto: guarda, mi ha ordinato che se qualsiasi cosa succedeva non dovevo ascoltarti, e mi ha rimandato indietro. Però il problema cos'era? È che ero diventato quadriplegico. In altre parole, avevo preso una botta così grossa che non riuscivo più a muovere né le braccia né gli arti, no? Quindi mi si muoveva solo la testa, e quindi per un mese abbondante sono rimasto quadriplegico in casa. In quel tempo lì chiaramente c'era il capitano degli Alpini di Torino che è andato nel futuro a cercare queste staminali, no? Stavano aspettando queste staminali. Io chiaramente volevo andarmene in paradiso, loro mi volevano tenere lì, però chiaramente un quadriplegico non avrebbe potuto vivere il futuro come mi avevano visto, no? Perché io sto camminando e questo l'avevo visto, no? E quindi non potevo rimanere quadriplegico. Il problema è che era da un mese che io non camminavo più, tutti i muscoli chiaramente dopo qualche giorno si erano, io già ne avevo pochi, ma si erano praticamente atrofizzati. E c'era il rischio che praticamente non è che andassero in cancrena, però insomma il capitano degli Alpini diceva: se non mi fanno in futuro le staminali in tempo, molto probabilmente questo qui marcisce, no? Sarei marcito, perché chiaramente non è che mi hanno portato in clinica, mi hanno lasciato lì nella mia cameretta, no? Ora dalla favola arrivano le staminali, il capitano degli Alpini mi rimette in piedi, il problema è che non riuscivo a camminare. Non riuscivo proprio a camminare perché i muscoli erano atrofizzati. Dopo un mese che non camminavo più e non li sentivo più, facevano un male immenso. Allora il cappellano Charlie, che ha sempre avuto un cuore d'oro nei miei confronti, mi ha preso per i capelli, mi ha trascinato giù per 3 rampe di scale, mi ha continuato a colpire a calci dappertutto, finché a un certo punto era più forte il dolore suo che il fatto che non riuscivo più a camminare. E quindi ho cominciato a fare qui dei piccoli passi, no? Quindi questo è stato il mio settore fisioterapico per quel periodo lì. Sono tutti racconti di fantasia, non andate giro che adesso Marietto racconta queste cose alla Lazzarone. Però questo è per dirvi che alcune volte il karma non lo può fermare nessuno, neanche il Pietro, che il Pietro ha sempre avuto il cappellano Charlie sempre un occhio di riguardo per il vostro Marietto veneziano, no? Adesso il Pietro non c'è più, speriamo che sia un bel posto, però ne dubito. Comunque insomma anche lui quando poteva una mano al Marietto gliel'ha data, una mano o anche 2 o 3, no? Io mi ricordo queste giornate, cioè non è che solamente una volta mi ha dato il gelatino, il gelatino me l'ha dato più volte, ma quella lì è la volta che avevo visto suo papà che era molto preoccupato per lui, e anche il papà del cappellano Charlie. Insomma non sapevano più come fare per fermare questi figli che insomma ne stavano combinando tutti i colori, per i soldi, per i danè. E quindi adesso vi voglio raccontare l'altra storia. Passa il tempo, il vostro Marietto a 38 anni era dimagrito, quasi 40, era dimagrito, pesavo 110 kg, ero sceso a 70, 68-70, no? Allora gli era venuta, sapete, quella mania dello sport. Ciao Luisella, ciao Antonella, ciao Giulia. Gli era venuta quella mania dello sport, no? Da vostro Marietto. E aveva comprato, sto parlando più di 20 anni fa, quasi 20 anni fa, 18-20 anni fa, aveva comprato una fascetta con l'orologio della Polar, qualcosa del genere. Costava 198 euro, 198 franchi a quei tempi. No? Tutto gasato. Avevo comprato anche un tapirulane e facevo tantissimi chilometri al giorno. Però vedete che qui intorno ci sono le montagne, ero andato in montagna con questa fascetta ed ero arrivato a 178 pulsazioni al minuto. Andavo su come una capra e ogni tanto mi voltavo indietro a vedere se c'era qualcuno
ero proprio, sapete, al limite, no? A un certo punto sento qualcuno che mi raggiunge dietro. Io andavo su come una capra perché avevo 178 di pulsazioni, no? Quindi vuol dire che avevo il fisico in un certo senso molto, come si suol dire, sotto pressione, no? Provato, diciamo così. E a un certo punto vedo con la coda dell'occhio dietro qualcuno che mi ha raggiunto e penso fra di me, ma come caspita è possibile che qualcuno mi ha raggiunto a questa velocità? 179 di pulsazione, quello lì come minimo deve essere una locomotiva, insomma era un bosco in salita, no? E praticamente io stavo dando il massimo e qualcuno mi aveva raggiunto in pochi secondi. Io avevo guardato giù, dopo 100 metri non c'era nessuno in mezzo al bosco e me lo sentivo dietro. A un certo punto mi volto per vedere chi caspita era questo razzo e vedo che era un lim e mi dice fermati perché stai morendo di infarto. Il lim, ve l'ho già spiegato, si presentano alcune volte con la faccia da cervo, insomma con un fisico possente. Io lo guardo e sapete il Marietto che pensa di essere il Rambo, no? Dico è impossibile che muoio di infarto. Mi giro e continuo ad andare su come una scimmietta. A un certo punto lui continua a dirmi guarda che stai per morire di infarto. A un certo punto lui per bloccarmi cosa ha fatto? Mi ha fatto prendere un colpo nei polmoni che io mi sono dovuto fermare per forza a riprendere fiato e così non sono morto di infarto. Devo dire una cosa, che in quel posto lì il lim l'avevo già visto altre volte, era proprio una zona, ci sono i lim che stanno in alcune zone e si fanno vedere solamente con la coda dell'occhio in quelle zone lì. Quindi è una prova che quando uno ha un karma che deve fare una cosa, alla fine non c'è nulla che lo frena, no? Quindi il buon karma dà sempre una mano anche con i lim. Bene, detto questo, il vostro Marietto vi ricorda sempre gli appuntamenti delle live con il De Garda, adesso l'abbiamo lunedì sera alle 21:30 nel canale di Il De Garda. Se non sapete che è Il De Garda andate nel YouTube, digitate Il De Garda e troverete la nostra bravissima Il De Garda che è un esoterista, ha più di quasi 500 pillole e al venerdì sera alle 21:30 e al venerdì sera e lunedì sera alle 21:30 gratuitamente dà delle, come si dice, risposte con le sibille e il pendolino. Invece il vostro Marietto le dà al mercoledì alle 20:30 e al sabato alle 16, sempre gratuitamente. Mi ricordo nome e data di nascita, è sempre una certa eleganza, ma di essere o aggressivi o prepotenti, insomma avere un certo determinato tipo di educazione, perché se no le domande non vengono neanche prese in considerazione, si salta via. Questo è per i nostri appuntamenti. In più sapete che abbiamo anche i gruppi Facebook del legale Marietto Veneziano e anche in Telegram, dove anche Milas dà una mano con il De Garda e Marietto Veneziano a portare avanti questo progetto, e in settembre e ottobre Telegram verrà riaperto, riattivato. In più chiaramente potete trovare nei gruppi del Marietto Veneziano di Facebook e di Il De Garda dei nuovi circuiti in cui nel futuro prossimo farò le spiegazioni di questi circuiti che il vostro Marietto ha sempre tenuto un po' gelosamente custoditi, no? Ma li diamo gratis per fare in modo che anche altre persone possano poterne usufruire delle proprie vibrazioni. Sono prodotti gratuiti. Vi ricordo sempre che se volete una pulizia costa 100 euro, si paga con PayPal, potete chiedere al De Garda, il vostro Marietto Veneziano, la stessa identica cosa. E poi vi ricordo ancora i ciondolotti, costano 150 euro e non è facile avervelo spiegato per il semplice fatto che ci vuole un tempo di lavorazione e anche un tempo di richiesta, quindi dovete calcolare che quando li pagate dovete aspettare come minimo 2 mesi, ma arrivano garantito. Poi per il momento è detto tutto, vi ricordo ancora il grande sforzo che sta facendo Paola Chiarilli per divulgare le conoscenze esoteriche con le sue capacità, le sue conoscenze, ma è una persona molto valida che si è sempre spesa per far conoscere sia la radionica, la radiestesia e quant'altro. Quindi bisogna portare sempre un po' di rispetto anche agli sforzi che fa la nostra Paola Chiarilli, che la conosco da più di 7 anni. La conosco, certamente si impegna,
fa grandi cose, però alcune volte è chiaro che non tutti sono contenti della sua generosità e del suo come spendersi, no? E magari qualche volta qualcuno gli fa lo sgambetto, no? Però bisogna anche capire che lei ci ha messo tantissimo del suo, tanto tempo, tante energie e tante altre belle cose. Io mi ricordo già 7 anni fa, quando correggeva i testi dei PDF, quando li analizzava, li controllava, sempre in modo gratuito, è sempre stata una persona che è stata sulla breccia, ma dietro le quinte, non ha mai voluto apparire, non ha mai voluto scendere, come si suol dire, per prendersi le medaglie, ma ha sempre lavorato gratuitamente per il prossimo. La nostra Paoletta Chiarilli, questo bisogna dargli atto. Bene cari amici, io penso che per oggi la filippica del vostro Marietto è arrivato alla fine del film. Vi ricordo le consulenze, se le volete a livello professionale, costano 20 euro, sia da Hildegard che il vostro Marietto veneziano, durano 45 minuti. Non contattate il Marietto veneziano in privato per dire ho avuto sogni, cosa ne pensi di questo, un tumore, cosa mi può consigliare. Prima di tutto non faccio consulenze mediche, no? Vi voglio dire anche un'altra cosa. Quando, come vi ho già detto altre volte, di solito quando uno va dall'esoterista o ci va perché ha una chiamata ma è praticamente limitato al 10% persone, o ci va perché praticamente le vacche sono già scappate dalla stalla e tenta l'ultima carta. Allora, è chiaro che quando si va dall'esoterista che le vacche sono scappate dalla stalla, il lavoro diventa molto molto più complicato e impegnativo, no? È chiaro che voi potete incontrare quelli che vi promettono guarda, vieni da me che domani ti faccio camminare sull'acqua, però bisogna essere realisti e bisogna essere anche un po', insomma, coi piedi per terra, no? E quindi è chiaro che quando si va da un bravo esoterista dovete sempre tener conto che qualsiasi tipo di lavoro, importante o meno, per vedere i primi risultati come minimo ci vogliono 9 mesi. Poi ve l'ho spiegato, c'è anche il colpo di fortuna, ma io sto parlando di gente che praticamente arriva già con le vacche scappate dalla stalla. Se invece, è un senso figurato, non è che dal Marietto vengono solo contadini, invece se andate quando state bene, lì è una questione di mantenimento. Allora non c'entra più rincorrere, capite, lontano 200 metri il marito che è scappato, oppure il sogno perduto, o la ditta che sta andando a bancobalina. Vedete, se andate da un esoterista valido, poi lo scegliete voi, può essere il Marietto veneziano, il Hildegard, o quello che voi vi volete mettere in mente, poi lo stesso, è chiaro che se avete già la possibilità e siete saldi, lì è una questione di mantenimento, e quindi la fatica si fa un decimo. Se invece correte a cercare il salvagente quando ormai la nave, il Titanic, è affondato, capite anche voi, cari miei, che la situazione diventa 10 volte più difficile per tutti, per voi e per l'esoterista. Poi è chiaro che c'è l'esoterista che vi dice che in 28 giorni vi fa camminare sull'acqua, e quello che vi dice guarda che sono tutte barzellette, no? Ci sarà il colpo fortunato, ma guarda che un lavoro come minimo 9 mesi. Dovete calcolare dai 9 mesi ai 3 anni. E da lì poi si vedono gli sviluppi. E poi un'altra cosa importante, che molte persone quando fanno fare dei lavori degli esoteristi, io vi dico già che ne faccio pochissimi e parlo chiaro. Ci sono persone che mi chiedono cose e gli dico guarda che se anche vai da un'altra persona ti dirà di sì, ma no, alla fine è karmica la cosa. Quando ci sono delle cose karmiche voi non potete farci niente. Vi ho spiegato già che il vostro Marietto è andato giù 2 o 3 volte dall'altra parte e alla fine è sempre stato rispedito indietro. Però se la cosa invece si può fare, dovete sempre calcolare un tempo di gestazione dai 9 mesi ai 3 anni. Dopo la cosa funziona, sicuro, perché quando è lanciata è come se una slavina è lanciata, quando arriva giù sono tonnellate di migliaia di neve, ma all'inizio è sempre un piccolo granello. Questo perché non voglio illudere gente, no? Come sento tanto che mi contattano, vengono da me e dicono ma quello mi ha promesso i mari, i fiumi, i monti, insomma i castelli, e poi alla fine è un calesse, no? Sapete quelli che promettono il transatlantico, poi alla fine è un calesse. Il problema è questo, cioè il fatto che bisogna tenere in considerazione
che se le cose si muovono in fretta qui è perché si usano energie basse, ma poi c'è il conto a pagare, no? Cioè è inutile che uno va a, come si suol dire, a ottenere un risultato materiale subito e poi cosa succede? Lo ha perché chiaramente ha chiamato un genio basso che qua sa può muoversi bene. È chiaro che magari dopo 3 mesi cammina sull'acqua, ma poi succederà che arriverà il conto magari dopo 10 anni. Dopo 10 anni diventa magari o cieco. A me è già successo di vedere persone che non hanno ascoltato il marietto veneziano e dopo 6-7 anni, al di là che non erano miei clienti, ma io gli avevo dato un consiglio gratuito, si sono arrabbiati col marietto perché dovevo insistere a spiegargli come sarebbero venute le cose. Quella persona ha perso più di 140.000 euro, ha perso le cause legali, in più è diventata cieca da un occhio. E in più ha fatto quella cosa che gli aveva detto il marietto, l'ho appena fatto in questi giorni. Quindi capite che ascoltare il marietto, se è a pagamento ancora meglio per il marietto e per lui, perché c'è uno scambio di energia, ma ascoltare sempre le dritte del marietto, qualcosa in cascina si porta ed è gratuito. Poi ci sono quelli che invece sono da coccio e poi alla fine si fanno la bua e poi dopo vanno dal marietto e dicono tu dovevi insistere, quella volta dovevi essere più duro con me, se ti avessi ascoltato avevi ragione tu, insomma non sbagli mai. Quando purtroppo le vacche sono uscite e magari uno resta quasi cieco, capite che la cosa, il marietto non può più fare niente. Bene, cari amici, siamo arrivati alla frutta. Saluto la cara Sara, la Paola Cherilli che si è unita, appunto la nostra Paola che ci segue sempre, ci dà sempre anche la possibilità di postare nel suo gruppo che è un gruppo di qualità, insomma c'è gente che ha preso anche molto materiale gratuito, sempre dato dalla possibilità della Paola Cherilli che ha fondato questo gruppo. Saluto anche la nostra Lara, la Fiorenza e tutti gli altri che seguiranno. Vi ricordo, questo video sarà ripreso sul tubo, per chi non segue ancora, come si suol dire, il marietto su Face, lo potrà sentire sul tubo. E se c'è qualcuno iscritto nel tubo e non è su Face, venga a trovarci anche nel canale di Face o anche in Twitter. Bene, cari amici, ho fatto una filippica che mi rimane praticamente più spazio nei polmoni, qui non c'è nessun lim che mi frena, però adesso devo tagliare perché ho un appuntamento molto importante con il legale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!